Realizzare un porto per le grandi navi a San Nicolò è un progetto fantasma che per noi non esiste e di cui non sappiamo nulla. Si può riassumere così la posizione del presidente della municipalità del Lido e Palestrina, Danny Carella. Il rappresentante del Partito Democratico, pur essendo da sempre un convinto sostenitore del passaggio delle grandi navi fuori dalla laguna di Venezia, non è rimasto convinto dell'audizione del ministro Danilo Toninelli. Il ministro ha fatto sia il nome di Santa Maria del Mare, che però sembra essere stata scartata, e anche il nome dell'isola del Lido e in particolare di San Nicolò. È evidente che è un progetto del quale attualmente non si sa ancora nulla, non c'è una progettazione seria e complessiva, soprattutto anche degli aspetti che riguardano le ricadute economiche, le ricadute ambientali, le ricadute anche antropologiche. Dunque, due ipotesi che avrebbero entrambe ricadute, sia per l'ipotesi San Nicolò, sia per quella di Santa Maria del Mare a Palestrina, nel territorio della municipalità governato da Carella. Su San Nicolò il presidente è categorico. Installare un porto di quel tipo in un'isola con già tutto ciò che è successo con il Mose, con la presenza di aree protette, va fatta quantomeno una valutazione seria e soprattutto partecipata. Il nostro territorio non può più tollerare, dopo ciò che è successo con il Mose, di avere dei progetti calati dall'alto senza che ci sia un'effettiva partecipazione dei cittadini. Così ecco subito partire una richiesta di incontro con il ministro Toninelli, il quale però non ha voluto incontrare su questo tema né il governatore Zaia né il sindaco Brugnaro. La municipalità, partendo dal basso, ci prova comunque. Siamo a disposizione per organizzare dei dibattiti pubblici, siamo a disposizione per parlare con Toninelli. Lo chiederemo anche in via ufficiale e speriamo che il ministro, che è sempre fatto della partecipazione dei cittadini una sua bandiera, ci possa ascoltare.